leggenda della capitana e del tesoro rende il nuraghe Diana ancora più affascinante e misterioso. Si racconta che una ciurma di pirati saraceni approdò sulle coste quartesi con l'intento di fare scorribande, saccheggiare e conquistare il luogo. Chi guidava l'impresa era il temutissimo capitano Mujahid, che dapprima si era promesso di occupare l'isola per via della sua posizione centrale nel Mediterraneo. Accadde poi che il suo animo bellicoso si ammorbidì ben presto. Quando si rese conto di essere perdutamente innamorato della propria schiava. I due infatti erano diventati fedeli compagni di scorrerie. E Mujahid la rese a tutti gli effetti una sua pari, denominandola capitana. Attorno al nuraghe si vedono scavi e cunicoli non creati per mano di archeologi. Il promontorio ai suoi piedi, forse non a caso, si chiama Is Mortorius, nome sinistro a dispetto della sua bellezza. L'ingresso ricalca la tecnica costruttiva del dolmen con l'architrave e i laterali ciclopici. In alcuni punti si può notare che le pietre posizionate in alto sono più grandi di quelle posizionate alla base. Il nuraghe Diana è uno degli innumerevoli siti archeologici sul mare, testimonianza delle capacità del popolo nuragico di dialogare con le altre civiltà. Il nuraghe Diana può vantare una storia unica, che si porta dietro racconti popolari e misteri, intervallati da eventi reali e storie fantasiose. Nei millenni il monumento ha infatti ispirato audaci leggende di pirati e tesori, e testimoniato sanguinosi scontri tra corsari. Alla amata, il pirata Mujahid aveva affidato un compito di grande importanza: custodire le ricchezze e i bottini frutto delle loro scorribande. Si racconta che il tesoro venne nascosto all'interno del nuraghe Diana e sorvegliato dalla pirata capitana giorno e notte. Si narra che chiunque avesse provato ad avvicinarsi venisse malamente malmenato e legato con le catene, finché il pirata Mujahid non sarebbe tornato. E mai si è saputo se un tesoro sia stato davvero trovato. Sopravvive però la leggenda, tramandata di generazione in generazione, nella vana attesa di scorgere il veliero di Mujahid sulle acque del Golfo degli Angeli.
Messo al sicuro il proprio tesoro, presto il mare richiamò l'uomo. Il motivo di una fuga tanto rapida la leggenda non lo racconta, ma è proprio vero che si sa quando si parte e non quando si farà ritorno. Il pirata non toccò più le coste sarde, abbandonando forzatamente un bottino sostanzioso e la sua sposa. Quindi Mujahid chiese all'amata di attendere il suo ritorno sul promontorio di Ismortorius. Da dove poteva vedere il suo veliero al suo ritorno. A sorvegliare il tesoro nascosto e a scrutare il mare nella vana attesa di scorgere il veliero di Mujahid sulle acque del Golfo degli Angeli. Nel ricordo del suo amore, quest'ultimo però non riapparve mai più. E gli occhi della capitana, pieni di lacrime, lo chiameranno disperati per l'eternità. Innamorata e speranzosa, lei lo attese per tutti i giorni che le restarono da vivere. Si racconta che scrutasse il mare avidamente, in attesa che il suo Giacomo facesse ritorno. E dopo la sua morte in molti continuarono a vederla fra gli scogli, in attesa. Si possa udire il suono del suo pianto e del suo lamento. Lo spirito della capitana vagante. Mujahid non fece mai ritorno a Quartu. La gente prese a chiamarla la capitana, nome poi assorbito dallo stesso litorale. Nel ricordo del suo amore, la spiaggia sulla quale si affaccia il nuraghe verrà chiamata Capitana.